nuova new entry, lasciate perdere il muro sporco, ma prima o poi imbiancherò. Nuova new entry, la cassettina dei gatti. L'ho presa così, di questi colori, perché secondo me stanno molto meglio rispetto a quell'altra che è nera e grigia. Questa qua è molto più bella. Cioè è uguale, perché il modello è identico, solo che questa ha dei colori che stanno molto meglio qui. Dunque, oggi è il 14. Ah, ecco cosa devo fare, tiro giù le magliette. Mi pareva mancasse qualcosa. Perché ho piegato due robe qua, le altre ce le ho già piegate sul letto, devo metterle via, che ho fatto stamattina. Comunque oggi è ventilato. Sto soffrendo con l'allergia. Sì, ho gli occhi sempre che lacrimano, eccetera. A momenti. Ah, i tulipani. Io ho messo la foto su Instagram, ma secondo me molti di voi hanno pensato, cioè quelli che mi seguono su Instagram, hanno pensato fossero veri, secondo me. Però sono quelli finti, no? Che vi ho già fatto vedere. E ho cambiato il vaso, ho messo questo, perché secondo me sta meglio alto. L'altro aveva una forma non indicata. Ho questo vaso e poi ne ho comprato un altro che... vi faccio vedere, non sono in grado di spiegare. Lì c'ho la Degusta Box Cold, devo farvi il video, ma devo pensare a cosa fare per pranzo. Allora, l'altro vaso con altri tulipani è questo. E anche in questo ci stanno bene, alla fine. Sì, ho preso questi due vasi diversi perché questo qua non era proprio indicato. Questo è indicato più per fiori bassi. Devo ancora fare il lavoro della mini serra. Non ho ancora seminato niente, però adesso a metà marzo bisogna iniziare. Allora adesso procedo con il pranzo perché non so che cosa fare e per il resto, vabbè, devo piegare quella roba e registrarvi il video, ma probabilmente mi metterò di là in camera perché poi ci sarà Franza a casa, quindi penso mi metterò di là in camera dopo. Non so se fare un po' di pasta, che la pasta poi io dovrei mangiarci anche la verdura, cioè tutti dovremmo mangiare la verdura sempre, ma non ho tanta voglia di fare verdura oggi. Non so cosa fare, la pasta sarebbe la cosa più veloce. Quindi mi sa che farò pasta. Mi sono messa a riguardare un po' la roba in armadio, soprattutto, beh, guardate sopra che casino. Ho tantissimi maglioni e li ho usati praticamente quasi tutti quest'inverno. Ah, no, anzi, tutti. Poi c'è anche roba nuova. E stavo riguardando i pantaloni, perché sono dimagrita. E già prima utilizzavo dei pantaloni che mi erano un pochino grandi. Adesso sono enormi, anche quelli del Decathlon che usavo la scorsa estate, che li avevo rubati a Franz perché mi andavano bene, non avevo pantaloni praticamente che mi andavano bene e quelli li usavo andare a lavorare, ma li ho provati, sono enormi, quindi li ho rimessi nel suo armadio. E niente, questi sono i pantaloni che mi sono rimasti. Sono praticamente quelli di tuta. Vabbè, tuta, allora, questi tre sono da casa proprio. Questi volendo posso usarli anche per andare a lavorare, sono in tela sottile, vedete, non sono felpati. E questi due sono quelli con la zampa larghissima. Dovrebbero andarmi ancora bene. Questi jeans sono quelli che usavo qui durante l'inverno, che ho usato quest'inverno. Mi sono un po' grandi, però mi piace tantissimo questo lavaggio. Questo colore io lo adoro nei jeans. E quindi, siccome non sono proprio enormi, provo ad utilizzarli ancora una volta. Anche perché sono abbastanza grossi questi, per adesso vanno bene. Provo a usarli ancora una volta e se no li metto da parte, non li butto assolutamente, ma li tengo da parte. Dovessi ringrassare, insomma, ce li ho. Ho già dei pantaloni, come ho tenuto quelli piccoli, quelli che mi erano piccoli, tengo quelli che adesso mi sono grandi. Questi sono quelli dei cinesi che avevo fatto vedere nel video, che poi mi ero anche accorciata, eccetera, e anni fa. Sono tutti pieni di roba, ma vabbè, per quello io non metto mai pantaloni neri, perché il risultato è questo.
Vabbè, quindi questi li utilizzo, anche se sono tanto rovinati e qui sono un po' scuciti e c'è un po' di buco, vedete? Quindi questi non so quanto dureranno ancora, ma con una maglia sopra non si vede. E questi invece sono i pantaloni nuovi che mi vanno bene. Sono solo un pochino larghi in questa zona. Questo colore mi piace tantissimo, verde militare, ma è chiaro. È più un salvia forse. Qui sono un po' grandi. Però in vita sono perfetti, sulle cosce anche, quindi io non me ne frega, li uso lo stesso finché non mi danno fastidio proprio. E questi che vi ho già fatto vedere, che sono praticamente uguali, stesso modello ma colore diverso, e li ho comprati anche in color jeans classico. E basta, quindi questi sono quelli che mi vanno bene. E magari escluderei quelli là chiari perché effettivamente quelli secondo me sono un pochino grandi. Questi qua di tuta vanno bene sempre praticamente, anche se sono larghi non importa, sono di tuta, voglio stare comoda, non voglio stare troppo compressa. E questi pantaloni invece sono quelli delle tute ma sono felpati e io quest'anno non li ho mai utilizzati, mai utilizzati, neanche i pantaloni dei pigiami, quelli grossi invernali, non li ho mai usati perché avevo troppo caldo, perché quest'anno abbiamo il piumino che non abbiamo mai avuto negli anni scorsi e il piumino tiene caldo effettivamente, anche se sintetico, comunque tiene molto caldo e quindi non necessito di andare a letto stravestita come gli anni precedenti. Ecco. E altra pila di roba. Questi sono pantaloni che sono grandi e alcuni sono proprio enormi. Questi sono quelli che vi avevo fatto vedere che avevo indossato quella domenica, ma sono effettivamente grandi. Io avevo provato a indossarli, ma sono veramente grandi, cioè fanno molto difetto sulla pancia e anche in vita devo stringerli coi lacci, ma poi mi dà fastidio perché il cordino mi dà fastidio, sento che è stretto e mi dà fastidio. Questi sono pantaloni invece che sono tanto corti, questi ve li avevo fatti vedere, sono troppo corti, cioè io sono bassa ma sono corti ed è proprio il modello fatto così, però su di me non mi piace e ne avevo comprati, cioè, ma su di me non mi piacciono, quindi questi sono nuovi, ma niente, o li metto da parte o li regalo, non lo so cosa fare. Questi li metterò da parte sotto vuoto e niente. E poi ci sono questi che sono nuovi, questi sono larghissimi, quando li indosso sembra che io abbia un gonnellone, questa è la larghezza della gamba, ecco, questi sono fatti così, solo che avrei dovuto prendere una taglia in meno perché questa qui è un po' grande ed è una M, avrei dovuto prendere una S sicuramente, ma vabbè, li utilizzerò lo stesso quando sarà il momento, se non saranno troppo grandi, se no li metterò da parte anche questi o li regalerò a qualcuno e basta. Ho provato anche questi che sono di questo set, diciamo maglia e pantalone, e questi mi vanno ancora benissimo. Questi erano un po' stretti, adesso sono leggermente larghi ma vanno bene. Adesso rivedo anche, beh, quella maglia lì penso di metterla da parte, che è di un pigiama, ma l'ho usata forse una volta, due. E qui devo rivedere questi pigiami, che io non ho pigiami completi, cioè ho tutto un castrone. Pigiami estivi, sì, ho tutti completi, pantalone, maglia. Dei pigiami invernali no, perché ho tanto freddo sulla parte sopra del corpo, ma per le gambe ho caldo e quindi non posso mettere i pantaloni quelli grossi. Quindi uso i pantaloni di un pigiama e la maglia di un altro. Sicché non ho cioè non stanno bene neanche insieme. Ma non importa, adesso vedo, riguardo anche tutta questa roba e quella roba. Le maglie. Allora ragazzi, le maglie dovrebbero andarmi bene tutte, quindi non ci dovrebbero essere problemi, anzi quelle che mi erano piccole in teoria mi andranno bene quest'anno, quindi le ho tenute anche quelle perché io sto tenendo tutto, perché si può ingrassare e dimagrire così come niente, per cui io sto tenendo tutto. Queste sono qua ma non vanno qua, ma devo sistemare.
Questa è la maglia nuova, che è uguale a questa, ma l'ho presa fucsia, mi piace moltissimo, mi piacciono tantissimo proprio questi pallini colorati in mezzo, è bellissima sta cosa. E questa è una camicia nuova, qui anche c'è una camicia nuova, un'altra camicia nuova, e delle canottiere nuove, queste sono corte però, sono un pochino strette, queste tre. Forse per l'estate mi andranno bene, e basta. Queste le conoscete già, anzi tra un po' inizierò a utilizzare queste due qui, che sono un po' più leggere rispetto ai maglioni, questi qua, questo, questi maglioni qui. Queste sono un pochino più primaverili, diciamo. Diciamo sempre, sempre diciamo, mi raccomando. Poi dovrei controllare anche tutte le magliette che ho là, i leggings che ho là sotto, ce n'è di roba da rivedere. Ho già ritirato la biancheria. C'è ancora un po' di sole, tra un po' tramonterà perché è lì dalla montagna. Pensate che d'estate tramonta la via, d'inverno tramonta lì praticamente. Mamma mia, adesso è a metà strada. Signore galline, cosa fate qua giù? Ma, signore galline, siete sempre in giro. Ecco, sono a casa. Sono a casa. Qui c'è il mio Pepuzzo. Pepuzzo. Ehi, puzzetto. Che bello. Sì, sì, tiriamo i fili della maglia nuova. Questa è come quella nera, solo che l'ho presa in colore fucsia, rosa fucsia. Dai, più o meno. È carina questa. È oversize perché io l'ho presa grande, però a me piace perché almeno non ho niente di stretto. A me è bella larga, è anche troppo grande perché qua sotto si vede. Comunque sono tornata a casa, adesso devo ancora pulire, devo ancora fare tutto, però intanto sono a casa. Franzi il pranzo ce l'ha già pronta, io no e non so cosa mangiare sinceramente. Mistero. Oggi ho su gli orecchini nuovi che mi sono arrivati l'altro giorno. Ce li ho sia in questa versione, ma proprio di qua devi passare, sia in questa versione col brillantino chiaro, che quella con il brillantino nero, che avevo su ieri. Li avete visti ieri? Forse li avete visti ieri, non lo so. Non lo so. Comunque, devo fare da mangiare per me. Vorrei aprire qui la porta. Il problema è che ci sono gli uccellini che girano e quindi non mi fido a tenere la porta aperta con Pepe che vagabonda per il poggiolo, perché appunto ci sono gli uccellini. E di Pepe non ci si può fidare, assolutamente. Vero? Tu sei un gattino inaffidabile con gli uccellini. Sì. Pippo è bravo, ma tu? Buongiorno, buongiorno. Oh, che stanchezza. Sei stanchissimo. Sì, molto stanco. Caccoletto, come hai le orecchie? Belle. Ah, sì, bellissime e pulitissime. Ah, Pippi. Vabbè, dai, decido cosa fare. Nel frattempo pulisco, così penso al mio pranzo. E basta, mi sono già preparata questa. Però in realtà non è neanche accesa, ma l'ho già messa l'impostazione. Me la lascio sempre lì. Vabbè, vado a fare qualcosa di utile. Per me, non per gli altri, per me.